In 10 anni è cresciuto il nostro sistema e il numero dei volontari è arrivato a 16.000, ma non solo volontari, gruppi specialistici, antingegno boschivo, gli alpini, i gruppi radiotrasmettitori, i gruppi sanitari, un sistema che è cresciuto. E allora questo è un punto di ripartenza, perché dopo 10 anni è cresciuto il meeting, è cresciuta la partecipazione, sono cresciute le capacità operative e noi abbiamo altri obiettivi. E il primo riconoscimento che ci fa da stimolo è quello che il Dipartimento Nazionale ci riconosce come modello per l'Italia. L'ho detto e lo ribadisco, il Veneto è primo in moltissime situazioni, in economia, nella parte sanitaria, c'è anche l'eccellenza del nostro volontariato, per numero di volontari e per numero di associazioni. In tutto questo il sistema di protezione civile che fa prevenzione, che fa formazione, che interviene nelle emergenze, per me ovviamente che sono l'assessore è un fiore all'occhiello. Abbiamo un problema, è quello che abolita la leva noi avremo tra un po' un problema di volontari. Perché certamente la leva obbligatoria ha formato i tantissimi alpini, i tantissimi carabinieri che sono qui con l'associazione Carabinieri in Congedo, i tantissimi bersaglieri e lagunari, ma i tanti che come forma educativa hanno saputo poi mettersi a servizio della comunità. E allora dobbiamo ripartire soprattutto dalla scuola e dalle giovani generazioni. Il volontariato non si impone per legge, è un fenomeno di educazione e su questo dovremmo puntare il massimo. Abbiamo iniziato da qualche anno ad intervenire nelle scuole, in particolare con i gruppi della GESCI, dello scautismo, ma con la presenza degli alpini che vanno a spiegare cos'è la generosità di vestire una divisa di protezione civile, i tanti gruppi comunali che bussano alle porte delle scuole. Quest'anno l'abbiamo fatto diventare un sistema, c'è stato un concorso, abbiamo fatto delle premiazioni. Ebbene, questo sarà proprio il modello con il quale stimoleremo le scuole del Veneto. Grazie.